È la trasferta più suggestiva dell'anno per il calcio Padova femminile, che affronta l'Inter, secondo in classifica, con l'obiettivo di provare a spezzare una serie di 3 sconfitte consecutive. Già all'andata il Padova è riuscito a bloccare l'Inter sull'1-1. Si parte dopo il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Azeglio Vicini, ed è il Padova ad avere la prima occasione con questo colpo di testa di Claudia Ferrato che finisce alto dopo 2 minuti. Poi però è l'Inter a prendere il sopravvento della gara e a passare in vantaggio dopo 19 minuti con questo gol di Rognoni, che sfrutta anche un rimbalzo anomalo del pallone e batte Martina Donà. Inter in vantaggio, dopo 3 minuti arriva anche il raddoppio, qui favorito dal cattivo posizionamento della difesa biancoscudata. Scatta ancora Rognoni sull'assist di Pandini e batte Donà per la seconda volta. Nel primo tempo c'è quasi solo l'Inter, cross in area, la difesa non libera ancora bene, quindi c'è il tiro di Pandini che finisce alto. 35esimo minuto, l'Inter recupera un pallone nella tre quarti campo del Padova, viaggia sulla sinistra Marinelli, che ha tutto il tempo per entrare in area e scaricare il destro in rete del 3-0. Padova annichilito, Padova che in pratica chiude la propria partita dopo 39 minuti, perché arriva anche il 4-0 ed è veramente un gol bellissimo, la tripletta di Rognoni. Rivediamo che sinistro. L'Inter si dimostra obiettivamente squadra di altro livello rispetto al Padova, che ha l'ultima occasione del primo tempo. Qui un rimbalzo rischiava di ingannare l'estremo difensore nerazzurro sul tiro di Marta Ferrari. Nel secondo tempo non si ferma l'Inter, che va subito vicino al quinto gol con Marinelli che calcia alto. Ci prova Claudia Ferrato su punizione, ma il suo tiro va ampiamente alto sopra la traversa. Ancora Inter con Marinelli, tiro alto, poi questa discesa sulla sinistra per il tiro di Bonfantini. Molto brava qui Martina Donà. Si arriva negli ultimi minuti, c'è anche il 5-0 dell'Inter, colpo di testa di Merlo su calcio d'angolo. Per il Padova è una lezione durissima, finisce quindi 5-0 tra Inter e Padova. La settimana prossima nuovo impegno contro una milanese per le biancoscudate che affronteranno il Milan.